Non troviamo i beat, sono spariti. Abbiamo senza che ci arrestino. Allora, la situazione qua, ragazzi, è abbastanza tragica. Non festeggio, non mi rilasso. C'è Gabri teso, voglio che Gabri sia rilassato. Quanto sei carico? Sono carichissimo. Oh, raga, io lo so, sono veramente soddisfatto finora. Raga, siamo quasi giunti al termine di questo progetto epico. In questo penultimo video andremo in fiera a Rimini ad allestire tutto lo stand. E noi, poveri illusi che pensavamo che i problemi fossero finiti. Ci sbagliavamo di grosso. Per noi è stato un viaggio incredibile realizzare questo lavoro e spero tanto che lo sia stato anche per voi da vedere nei nostri contenuti. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi così non vi perdete tutti i prossimi progetti folli. Ora cominciamo. E buongiorno. Buongiorno. 6 di mattina, carichi a bobba. Mamma, sapeva già tutto la signora, sapeva già tutto. La signora è sul pezzo. Rimini fiera. Carichiamo tutto? Faccio un po' i piegamenti? No, non li fai a quest'ora. Questo è, raga, completamente deserta. Startup area. A7, 115. E quindi? Mamma, guarda qua. Ce n'è di birretta qua. Birrificio della Granda. Questo allestimento mi piace, guarda che robetta. Ragazzoni, ecco qua lo stand. Qua abbiamo le lattine che hanno portato ieri i ragazzi. Che robetta. Bisogna solo finire di assemblarle. Qua ci sarà la parete, quella attrezzata con tutte le lattine, insegna, altra insegna, spillatrici, mentre questo è il magazzino dove mettiamo la struttura e là sopra ci sarà la mega lattina Ledwell. Ora noi siamo i primi adesso, per cui ci imbastiamo un attimo e si comincia. Sensazioni a caldo o a freddo? Quanto sei carico? Sono carichissimo. Cioè ti vedo andare, a che ora finiamo? Guarda, Finiamo? 7:24. Finiamo alle 11:43. 11:43, vedremo. Il programma adesso è quindi partire subito con la struttura. Vedete la chiave della macchina? Partire subito con la struttura dell'Edwall, non c'è nessuno, cerchiamo di sbrigarci il prima possibile. Andiamo a prendere l'attrezzatura con il mega carrellone. Cominciamo a montare. Ma che carrellino ben attrezzato! Carichissimi. Ok, allora finché i ragazzi continuano a fare qua dentro per la struttura della lattina, che è sicuramente la parte più impegnativa di tutto questo allestimento, io mi concentro qua per fare quella parete con l'insegna e tutte le lattine e le mensoline. Bolla laser e si comincia. Dai, che facciamo, siamo in ritardo. Il 15 è il centro. Più su. Ok, scendi piano così, no. Questo è il centro? Scusa. Vedi, a 1 metro, qua deve essere. Abbiamo senza che ci arrestino. Andiamo da sopra, si prende, la si mette e partiamo. Ok. Ma è più pratico. Ok, tutto in sicurezza. È il momento, vecchio. Dai. 1, 2. E fin qua. Tutto facile. Che liscia! Sembra o no una lattina? Sembra proprio una lattina. Parere a caldo. Grande. Oh, Ehi, allora. Sai, ti è passata un po' l'ansia dai drammi di prima? sono ancora teso come una corda di violino. Ne approfitto per fare veramente un ringraziamento a tutto il team che ha seguito questo progetto assieme a me. Non si poteva veramente chiedere di meglio, ognuno ha dato un contributo essenziale per la buona riuscita. Ma un grande ringraziamento va anche a voi che mi seguite da anni, da quando non avevo nulla ad oggi che questo è diventato il mio lavoro. Anni fa sognavo di essere esattamente dove sono ora. E se tu che ascolti non sei iscritto al canale, fallo subito, a te costa poco ma a noi fa tutta la differenza del mondo per poter continuare a raccontare qui su YouTube i lavori più incredibili. Ebbene signori, benvenuti nello stand in Pavida, finalmente
in allestimento. Siamo qua dalle 7 di mattina, la tina è stata fatta, tavolo montato, ci mancano ancora le cose, abbiamo 5 ore per terminare tutto, vediamo e speriamo di farcela. Ma cerchiamo di darvi un po' di contesto per capire meglio la grandezza di questa fiera. Beer Food Attraction è l'evento che racchiude in un solo posto la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande e food. Una cosa veramente gigantesca, dove assaggiare birre di ogni tipo e mangiare cose uniche. Per questo l'importanza di trasmettere bene il messaggio di Impavida e di risaltare sulla concorrenza era primario. Qui c'è praticamente chiunque produca birra, dal più piccolo birrificio alla birra mainstream. Ho veramente provato, tanto. Allora adesso tiriamo sull'insegna, infiliamo il connettore, lo nastriamo, appendiamo, basta. E via! Resisti? Invincibile. Stando con Ezio sono diventato invincibile, però non diteglielo. È dietro di me, vero? Bastardo. È comoda e soprattutto mi sento a mio agio. Mario, sei pronto? Io sono pronto, accendiamo? Vai, prova. Test? Vai. Vado? 3, 2, 1. Non si infila. Ma come? Non fa niente. 0. Oh! Oh oh! Belin. Molto carinetta, molto carinetta. Stiamo smontando per poter far entrare queste dentro le spine, perché bisogna togliere i piedini sotto, perché quelle che avevamo noi, cioè questa che avevamo noi, non aveva i piedini e quindi abbiamo preso le misure ovviamente senza i piedini. Invece adesso abbiamo scoperto che alcune ce le hanno, però pazienza, ci vuole poco. Ma allora, prima ho fatto una prova, dalla hall, da fuori, si vede quello. Si vede. Quindi tu entri in questo stand gigantesco, enorme, e la prima cosa che vedi è quello. Ah sì, totale. Molto bene, molto bella. Non troviamo più la scatola dei beat persi, non abbiamo più le punte giuste adesso. Non troviamo i beat, sono spariti. O ce l'hanno caffati i beat. Quindi adesso alla ricerca dei beat. Qua non ci sono, di dentro non ci sono, qua sopra non ci sono, qua niente, qua nulla, lì nada, li hanno incolati a Mario. Devo passare. Scusami Dani. Gabri? Cosa ci fai qua? Abbiamo dovuto riparare una porta, non abbiamo avuto il tempo di definire come farle, quindi questa è la cerniera che abbiamo ideato, fatta col gaffa, però funziona. Posso farti vedere? Ma certo. Guarda, quando si riceve abbiamo un pezzo di riscontro di legno, la cerniera fatta col gaffa, un pezzo di ferro che si infila qua, meraviglioso, veloce, pratico. Raga, posso dirvi una cosa, sono stracontento che finalmente vediamo tutto quanto realizzato, tutto quanto che funziona da quando l'abbiamo pensato fino adesso che lo stiamo installando. Sono contento di queste persone qua, primis lui che è sempre dietro le camere, Dani, ragazzo delle stampanti, definito il ragazzo. Ormai sì. L'invincibile, sempre invincibile. Questo ragazzo qua, quando le forze scarseggiano, arriva lui che non ha mai fine, E infine, uomo partita, che tutti conosciamo. Bravi tutti, raga, bravi tutti. Non è ancora finita, ma bravi tutti. Tu stai lì a perdere tempo. A te piace perdere tempo, quanto mi pare. E ti piace stampare le robe e poi buttarle, giusto per buttare via chili di filamenti. Tra l'altro, Elegu, grazie dei filamenti. Grazie. Non festeggio, non mi rilasso, c'è Gabri teso, voglio che Gabri sia rilassato, che la lattina sia pronta, che la fiera apra e che tutti guardino il nostro stand come al migliore stand di tutta la fiera. È finito, è un ologramma. Cioè, ogni tanto ci sono momenti di sclero totale e altri momenti in cui quasi ammazzerei tutti, ok? Ma tutti intendo Ezio, che va a culo, ok? E altri momenti, guarda, girati.
Allora, la situazione qua, ragazzi, è abbastanza tragica. Qua sta per chiudere, abbiamo pochissimo tempo per terminare. Dobbiamo montare solo l'ultima cosa, che è l'insegna, quella con la scritta. Il problema è che in tutto il mega casino degli ultimi giorni ovviamente ci siamo dimenticati a casa una cosa, e sono quel sistema di giunzione, tiranti, e quindi Gabri adesso si sta occupando di fare i cablaggi, cercare un modo di tenerla unita in qualche modo. Ezio intanto monta il trabattello per mettersi su bene. Montata questa, fatto il resto, ci siamo, dobbiamo riuscire a farcela. Sto qua io. La voglio lasciare in piedi in cima. Dai, vai. Sono il campione del mondo di montaggio del trabattello. Ho appena battuto il record intercontinentale. Dopo Asia e Nord America sconfitto. Non è il massimo. Non sulla mano ti scopri. Abbiamo un problema con la V. Avevamo perso la V e la stiamo rianimando con un po' di cola a caldo. Opera. Ok, perfetto. Ragazzi, è successo qualcosa? Vai, vedi tutta la... Adesso c'hanno le ciabatte, Applauso. Mi sembra incredibile ripensare a tutti gli imprevisti avuti fino a questo momento. È inutile, puoi calcolare e cercare di prevedere il più possibile gli imprevisti, ma ci sarà sempre qualcosa che non andrà. In questi casi, avere la capacità di trovare la soluzione in ogni caso è la carta vincente per ogni lavoro. Non ero sicuro che ce l'avremmo fatta finché non abbiamo montato l'ultimo punto. Puntavo tutto sulla nostra capacità di risolvere i problemi e su questo ho veramente una fede totale. Sì bene! Oh raga, io non so, sono veramente soddisfatto finora. Sono anche demolito emotivamente, fisicamente, moralmente. Psicologicamente. Però guardare da distante adesso questa cosa qui che è partita dalla nostra testa, siamo arrivati a sto punto, e soprattutto, raga, cioè vogliamo capire che tutti quelli che hanno fatto sta roba qui hanno capannoni, attrezzature e budget. Noi non abbiamo né budget né attrezzature e abbiamo fatto tutto in un garage. Ok? Ed è sicuramente lo stand che attira di più l'attenzione di tutti quelli che ci sono. Per cui immaginate solo se noi avessimo il budget o le attrezzature. Io devo ancora realizzare. Dico niente, preferisco non dire niente. Giuro. Raga, ce l'abbiamo fatta con 10 minuti di anticipo rispetto alla chiusura di tutta la fiera. Nonostante tutte le difficoltà, le cose dimenticate a casa, i problemi, le robe che non funzionavano, tutto è stato installato. Venite con me che vi faccio vedere com'è venuta. Ok, questa qua è la prima parete, insegnona gigantesca attaccata là sopra. Particolarità, la porta è 78,5, la nostra insegna 76,5. Ci siamo stati giusti per il pelo. Due spigliatrici posizionate qua, col culo rivolto così riusciamo a farla vedere. Qua dentro tutta la struttura che avete visto stamattina che sorregge la lattina Leadwall. Ora questo qui è il magazzino, non c'è chissà che da vedere, c'è tutta roba, le bile di refill, la centralina della insegna, tutta la struttura, è tutto posizionato qua dietro, ma la tega più tega di tutte è sicuramente questa parete qua esposta, perché è quella che preferisco in assoluto, raga. Insegnona posizionata, tutti i portalattine agganciati perfettamente. Tac. Mensolina, quelle che abbiamo visto, con la nuova serie limitata di birra in collaborazione con Anticorpo, mi sembra, buonissima, assaggiata in anteprima l'altra sera. In centro qua abbiamo il tavolone gigantesco con la gamba con l'insegna tagliata al laser che guarda verso fuori, bellissimo, pesantissimo. Ultime due lattine esposte da questo lato con la mia amata Chainbreaker, che è il gusto che preferisco, quindi quelli che hanno commentato con la mia preferita è la Chainbreaker, ci vediamo domani perché avete vinto il biglietto d'ingresso, gli altri avete perso un'ottima occasione, e la chicca delle chicche è la nostra amatissima lattina Leadwall là sopra. È stato un parto riuscire ad assemblarla, gestirla, capire come fare, organizzarci con tutti gli organizzatori della fiera, gli ingegneri per i permessi, per i collaudi e tutto, ma siamo qua raga, finito tutto, domani si apre e ci vediamo all'inaugurazione.